domani chiederemo col cuore e con tutta la nostra forza al Senato che impegni concretamente e urgentemente il governo a intervenire a tutela dei risparmiatori vittime e delle imprese del sistema economico del nord-est che rischia di essere cancellato. Siamo al rush finale, ma nessuna marcia su Roma, non è più tempo di proteste, urli e schiamazzi. Per i risparmiatori di BPV e Veneto Banca è arrivato il momento di trattare con la politica. Così gli ex azionisti azzerati, assieme ai rappresentanti di Codacons, Adusbef, Adico e Apindustria Veneto, puntano dritti su Palazzo Madama, dove domani incontreranno i senatori prima che, già in giornata, il blindatissimo decreto Salva Popolari venga approvato. Incontreremo tutti i senatori di tutte le forze politiche in modo che approvino l'ordine del giorno che impegni il governo per la tutela delle vittime di questa truffa colossale. L'obiettivo è replicare l'operazione già andata in porto con la Camera, quando i deputati hanno sì approvato il decreto Salva Popolari, ma in cambio, con un ordine del giorno, hanno impegnato il governo ad assumere ogni iniziativa utile a rimborsare gli azionisti azzerati. Domani ai senatori si chiederà ancora di più. Un nuovo ordine del giorno in cui si vincoli l'esecutivo ad attivare il fondo di solidarietà per le vittime del crack, a tutelare la revocatoria di chi ha già transato, a stanziare 180 milioni di euro per ristorare chi non ha transato e a garantire 60 milioni del welfare per i casi sociali. Infine, appoggiando la proposta di Rete Veneta, i risparmiatori chiederanno al Senato di spingere il governo a statalizzare Palazzo Thiene per farne un museo pubblico. Condividiamo appieno la battaglia di Rete Veneta per quanto riguarda Palazzo Thiene, confermeremo le nostre richieste ai senatori perché il Palazzo Thiene venga statalizzato e reso di pubblica utilità in quanto un bene dell'UNESCO.